Cioè, quindi se me ne servono 3 non posso soffrirne? Cioè, non so neanche cosa, cioè non ci sono neanche parole. Incredulità e sconcerto ha creato il cartello esposto in un supermercato della grande distribuzione di Treviso. È consentito l'acquisto massimo di 2 bottiglie di olio di semi per ciascun cliente. È aumentato di 30 centesimi, Senta, e vendono solo 2 bottiglie a testa. 2 bottiglie a testa, perché probabilmente i fornitori non ci sono più. Con la chiusura del porto di Odessa mancano gli approvvigionamenti, l'olio di semi negli scaffali inizia a scarseggiare. Cresce il sospetto che l'acquisto non sia solo per la cucina, visto l'incredibile aumento del prezzo dei carburanti. Già in passato qualcuno ci ha provato per risparmiare e fare andare le automobili a gasolio con olio di colza e di semi. Non mancano nei social media le dimostrazioni messe in atto da alcuni automobilisti. Quando la metti parte il tuo motore, quando la paghi. Il mio meccanico di fiducia mi ha detto che si può diluire il gasolio. I meccanici avvertono. Ma innesca, grossissimi problemi di inquinamento, possono diventare anche pericolosi, dal lato economico, perché possono creare ulteriori danni alla propria meccanica del motore, quindi la conseguenza è risparmio il carburante, pago l'autoriparatore, qualcuno che mi ripari l'auto dopo, quindi non ho più un risparmio, ho solo un danno. Da allora i motori diesel sono profondamente cambiati, migliorando la combustione del gasolio e riducendo quindi le emissioni. Se una volta un motore digeriva sensibili variazioni della composizione del carburante, con l'olio di colza e simili, oggi è un rischio che si può pagare a caro prezzo. I nuovi motori sono disseminati di sensori, sensibili a variazioni di funzionamento, creano messaggi di errore e avarie. Gli esperti lo sconsigliano. Se io risparmio un litro di olio e dopo 50 litri di olio bruciato devo cambiare un catalizzatore da 1.000 euro, non so dov'è il risparmio.